Saranno giorni post-pasquali di grande fermento e mobilitazione per il trasporto pubblico locale veneziano, con dipendenti e sindacato nuovamente sul piede di guerra contro la decisione dei vertici aziendali di Cafarsetti di dare seguito agli annunciati tagli di indennità in busta paga a partire dalla prossima settimana. L'azienda irresponsabilmente mette in campo l'atto unilaterale a partire dal 7 di aprile. Inutili gli scioperi, le manifestazioni e i presidi di questi ultimi mesi. L'azienda ha sempre fatto orecchie da mercante. Ora ci sarà un'ultima mediazione, sempre attraverso il prefetto, dopodiché si passerà nuovamente alle azioni di lotta, dice Novembrini, sindacalista ma anche dipendente a CTV da oltre 40 anni. Già domani, sabato, siamo nei depositi sia dell'automobilistico che della navigazione per parlare con i lavoratori, per spiegare ai lavoratori qual è lo stato dell'arte dell'avvertenza, quali sono le irresponsabilità dell'azienda e dell'amministrazione e come intendiamo muoverci. Il secondo è un presidio che effettueremo il giorno 6 davanti alla prefettura, chiedendo al prefetto di intervenire e di bloccare l'auto unilaterale e la mancanza di rispetto della legge dell'autoregolamentazione degli scioperi da parte dell'azienda e dell'amministrazione. E se anche quest'ultimo tentativo si concluderà con un nulla di fatto, allora sarà davvero braccio di ferro, gli scioperi continueranno a oltranza, prosegue. L'unione dei lavoratori e del sindacato ci consentirà di proseguire la battaglia contro una irresponsabilità dimostrata e accertata dell'amministrazione comunale dell'azienda.